Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Abbiamo spesso parlato di protezione della persona, protezione energetica, protezione da attacchi occulti, la protezione radionica dei confini della nostra patria, abbiamo parlato di protezione radionica per la persona, abbiamo parlato di protezione tantissimo. Sapete che io pongo molto l'accento su questa questione poiché la giusta protezione da quello che sono le forze esteriori a noi e queste dinamiche che entrano in gioco con le nostre vibrazioni e che spesso ci distolgono e fuorviano l'attenzione, è per me appunto un argomento importante, proprio perché abbiamo bisogno non tanto di isolarci dagli scambi interpersonali, che comunque possono essere una lezione per noi o per gli altri, ma quanto proprio da la possibilità che queste dinamiche interferiscano sulla nostra progressione spirituale, cioè se non vengono accolte da un punto di vista di lezione, di apprendimento, di scambio reciproco, è possibile appunto che si venga come dire, coinvolti e si venga fagocitati da questi teatri umani e che poi in realtà non si riesca a vedere con il giusto distacco qual è il vero motivo per cui accadono certe cose e ad uscirne o comunque affrontarle con un equilibrio e una lucidità che sono appunto necessarie per superare le varie prove della nostra esistenza. Dunque non solo è importante la difesa personale, proprio perché nessuno di queste situazioni possa interferire in modo decostruttivo, cioè distruttivo, diciamo anche così, su tutti quelli che sono le cose che abbiamo piano piano acquisito e che comunque le varie prove della vita e del quotidiano vengono a mettere alla prova. Comunque dobbiamo comprendere che le situazioni del quotidiano vengono a testare non solo la nostra capacità di reazione, che non significa reagire a ogni stimolo, ma significa proprio a volte non reagire, non raccogliere la provocazione che la vita stessa ci sottopone per comprendere appunto se abbiamo superato o meno un determinato stadio della nostra evoluzione. E però capita, appunto, è però importante fare una protezione anche alla casa, cioè il luogo dove viviamo. Ho parlato spesso, più che spesso, ho già spiegato la tecnica della campana di specchi, che vi rimando a rivedere, troverete sicuramente il video nel canale cercando proprio la campana di specchi. Ed è una tecnica molto importante per mascherare a livello energetico un luogo. Ciò non significa però che questo luogo poi sia protetto da quello che c'è già all'interno. In questo caso va fatto appunto un lavoro che è quello di rimozione, pulizia dell'ambiente. Sappiamo che ci sono tantissimi metodi per ripulire un ambiente, ne ho parlato anche nel mio ebook, dove ho spiegato appunto tutte le tecniche di pulizia ed è la magia, la magia radionica della Madonna dei Ghirli e appunto spiego molti sistemi di difesa. Ma vediamo un esercizio che può essere fatto da chiunque, che richiede proprio pochissimo materiale. È un esercizio che ripulirà l'ambiente e lo ripulirà grazie proprio alla nostra visualizzazione, alla nostra capacità, che poi è necessario appunto sviluppare e rafforzare con l'esercizio. L'occorrente per compiere appunto questa difesa è sale grosso. Ne serve la quantità necessaria a disegnare un cerchio intorno a noi. Dunque, voglio spiegare qualcosina. Il sale sappiamo che a livello occulto è
potentissimo nell'assorbire le negatività e nello schermare. Dunque, quando disegniamo un cerchio fatto di sale e ci poniamo all'interno, stiamo delimitando non solo uno spazio, disegnando un cerchio che corrisponde appunto alla comunione con il divino. Abbiamo parlato anche del simbolismo del cerchio in altri video che vi invito appunto ad andare a rivedere. Insomma, è l'occasione questa per approfondire più cose e metterle in connessione. Appunto, avendo dalla nostra acquisito appunto un bagaglio di informazioni, sapremo il significato di questo esercizio. Disegnando un cerchio a terra, entreremo all'interno del cerchio e ci posizioneremo comodamente seduti per raccoglierci in meditazione. Eseguiremo una serie di respirazioni per calmare la mente, concentrandoci sul respiro che entra ed esce dalle narici, pensando proprio, ascoltando il suono del nostro respiro, cercando il suono del battito del cuore, noi libereremo la mente da altri pensieri. Questo è molto importante sempre in tutti gli esercizi di visualizzazione. Dobbiamo infatti isolare la nostra capacità di concentrarci che occorre nel momento della visualizzazione da pensieri che possano interferire e subentrare nel nostro momento di raccoglimento. Dopo aver fatto una serie di respirazioni, chiuderemo gli occhi, se già non l'abbiamo fatto, e ci concentreremo sulla percezione della luce. Questa luce che ci circonda, questa luce che praticamente è tutto intorno a noi, appartiene a tutto, cioè tutto quanto può essere ricondotto alla luce. Dunque ci focalizzeremo sulla percezione, sulla visualizzazione per chi è in grado di visualizzare, sulla percezione proprio fisica per chi invece ha più sviluppato il senso del tatto o il senso fisico, appunto. Tutti noi avremo appunto una propria capacità di percezione e dovremo focalizzarci appunto su questa sensazione di essere avvolti, circondati e immersi completamente nella luce. Questa luce appartiene ai regni superiori, è la luce che appartiene appunto alle forze della creazione ed è una luce che possiede la capacità di creare qualsiasi cosa. Noi immaginiamo di assorbirla dentro di noi, caricare il nostro organismo con questa luce. Noi dobbiamo percepire e immaginare appunto che la luce non solo ci avvolga, ma ci compenetri. Dobbiamo riuscire a sentire la sua pressione sulla nostra pelle e immagazzinarla respirando, sia attraverso i pori, sia attraverso la respirazione. Dunque, ad ogni inalazione noi visualizzeremo la luce entrare attraverso le nostre narici, attraverso i pori della nostra pelle, ovunque intorno a noi, e la accumuleremo. In che modo? Con l'espirazione resteremo neutri, non dovremo immaginare assolutamente nulla, ma vedere che questa luce appunto si raccoglie e si ferma dentro di noi. Alla nuova inalazione, inspirazione, apportiamo un nuovo quantitativo di luce, fino a quando, attraverso la nostra visione interiore, saremo saturi di luce. A quel punto, nel momento in cui non siamo più in grado di assorbire altro e dunque la luce dentro e fuori è praticamente della stessa intensità e avviene uno scambio costante, cioè è come se il nostro corpo sparisse, diventassimo completamente luce, cioè non c'è più differenza fra dentro e fuori. Quello è il momento in cui siamo completamente saturi. A questo punto programmiamo questa luce che abbiamo accumulato dandole una qualità, una o più qualità. Con questa attribuzione noi proprio immaginiamo di dare a questa energia di luce che abbiamo accumulato la proprietà della difesa e della pulizia dell'ambiente. Cioè noi dobbiamo essere consapevoli che questa luce è in grado di cacciare ogni manifestazione
ehm, diciamo di natura paranormale o eterica, astrale, negativa, che si può essere accumulata o che possa verificarsi all'interno della nostra abitazione, in ogni stanza della nostra abitazione, e dobbiamo darle proprio il compito di difendere questo luogo, attraverso questa luce appunto avrà la caratteristica di difesa e di annullamento di ogni forma di attacco occulto, che sia di natura larvale, che possa essere qualche entità bassa o energie negative che si sono accumulate, forme pensiero, non importa quale che sia, noi dobbiamo fare questa pulizia. Dunque le diamo assolutamente questa prerogativa, questa capacità di rimuovere queste cose, di cancellarle e di sostituirle con l'amore, con l'equilibrio. Ecco, dobbiamo essere molto fermi, poi ciascuno di noi è libero di personalizzare questa attribuzione. Una volta che siamo sicuri che questa luce accumulata dentro di noi abbia queste caratteristiche, dovremo rilasciarla esternamente a noi. Il modo in cui la rilasciamo è a scelta, a libera scelta, sono due potenzialmente le possibilità. Una è tramite l'espirazione, dunque man mano che noi espiriamo vediamo questa luce che esce e che satura, riempie stanza dopo stanza tutta la casa. E qui giustamente la nostra capacità di visualizzazione richiede la capacità appunto di restare focalizzati a lungo, perché dovremo vedere appunto che questa luce va a insinuarsi, a riempire ogni angolo della casa, ogni stanza e a sigillare finestre, porte, a fissarsi sui muri, a creare proprio una struttura a tipo gabbia che impedisca a quello che è negativo di entrare e che, riempiendo la casa, proprio disgreghi qualsiasi forma negativa che sia presente all'interno, trasmutandola appunto in qualcosa di positivo. E questa è una metodologia. La seconda a cui facevo appunto accenno è invece molto più, diciamo, a me piace tantissimo, ed è quella di emanare una deflagrazione, cioè nel momento in cui siamo all'interno del cerchio, abbiamo saturato la luce dandole un attributo e un compito, la rilasciamo come se fosse, come se esplodesse da noi verso l'esterno, e questa esplosione va a riempire in un attimo tutta la casa, sempre sigillando porte, finestre e saturando ogni centimetro cubico della nostra abitazione. La deflagrazione va ripetuta altre 2 volte per un totale di 3. Sappiamo già che il 3 rappresenta la realtà manifesta e la Trinità, dunque stiamo parlando della perfezione. Dunque, 3 deflagrazioni e la percezione assoluta che questa operazione ha ripulito e schermato la nostra casa. Ovviamente quando si ricorre a questo esercizio, quando rileviamo delle distonie, delle cose non positive dentro la nostra casa, quando ci accorgiamo che c'è più tensione, fra i membri della famiglia nascono dei battibecchi, anche quando rileviamo delle anomalie, cioè quando abbiamo la sensazione che ci siano delle presenze, ma anche quando ci sono cose più manifestazioni più forti di tipo appunto paranormale, diciamo così. A questo punto procederemo, interverremo in questo modo. È necessario, come tutte le cose, la ripetizione, è un esercizio molto forte, dunque non richiede di essere ripetuto ogni momento, però periodicamente, e diciamo che all'inizio magari è bene ripetere l'operazione almeno una volta a settimana, poi si potrà agire una volta ogni 2-3 mesi. Certo che tanto dipende dalla posizione della casa, se ha intorno strutture ospedaliere, cimiteri, grossi centri commerciali,
dipende insomma dal tipo di energie o anche strade a percorrimento veloce, perché sono posti dove si creano delle forzature, diciamo così, a livello energetico. Comunque non c'è un fluire armonioso delle energie, vuoi perché ci sono energie di sofferenza, vuoi perché ci sono energie troppo accelerate. Ecco qua, poi sta un pochino a noi percepire, ma siamo tutti molto sensibili, più di quello che possiamo immaginare, dunque basterà ascoltare un po' le nostre percezioni per capire quando è il momento di ripetere queste operazioni. Non mi resta che augurarvi buon lavoro, buona pulizia e rimandarvi al prossimo appuntamento. Mi raccomando, applicatevi e iscrivetevi al canale se trovate queste condivisioni di vostro interesse. Vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e a presto, un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda.